Així, se'n Paluent de Casoña, e se'n la vora d'un riu, que per el riu del Cinesto, que així a la ferma lo pelava el Cinesto, el patró, mon oncle. E se'n a vora d'Uceor, al riu de Sil. M'appelli Eloi Fastré, sono stato luat de Bonuros, all'azze de 9-10 anni, jusqu'à ici, alla ferma dell'oncle qui, en 1945. Eri luat in una voria più importante. E abbiamo arrivato, con un fraile che veniva a menare in quella voria, e quando arrivava alla ferma, si era incantato. Si era incantato, mi ha fatto con cavallo. E si era incantato che là chi ha fatto... Dintre quella curva, e hi havia 2 o 3 cossi se metteru a zappar, e allora io mi metteri a imitar lo cor, che le vacas n'avia una pou, allora mi metteri a zappar, cada cop facevi parola, parola, e mi metteri a zappar. Lo mateix, quan parteixo amb el bestial, tots n'hi havia un que feia l'obertura, era el primer, tu lo tens. Ma quan hi havia una tona de bartàs, que l'emmarrassava i feia parrer d'un cote bon lo fotreller. Havia de bones, pla curta, pla grossa, encara no guernyàs, m'era purit, bien cabré, e ell tothom reputeava pel camí feia... Crapula, quand devo fare lo io mi queria ammassare lo la planciera, n'ammassavi da dozzenos. Poi los pulets quand ho espellit, ara le viudezze, di los aucelli, tutto quello macchile che canta, ma quella da qui ho quella femelle, e la fa... La cano. A quello cucut, potessi pas calés, anche us avesse vignat, e allora, quand no mettiam tutti los dos, che io pla m'estremà, s'inquietava, fos... E allora, talament che facevano, che s'enraucava, faceva perché cuc, podia pas fare il resto. L'aveva usita che io pas meglio meme, e il conto també. Quello peput. Perché era il peput? Perché sentis pavor. A coi un ocell che va cercar de bèsties sus l'excrement de vacos o de cavallos. E sentis pavor, l'appel il peput. Abbandonari la ferma all'azze de 15 anni, perché prima veniva più forte e avevo 3 compagni di lavoro che mi queria fare, e se che mai mi descorazzai, che avevo mai letto, al debut avevo mai che andavo bene, facevo il lavoro, insieme e tutto era alle staple. E quella qui mi aveva deciso, e io mi queria fare il lavoro. Demora pas la pei, anar-hi fa masso, demora pas la vòria. El patró venia a me terra, la prima, el 15 de març, e ieri che venia pa mai.
Aquella d'aquí, que sono arrivato, ma l'altra su ne vezzare una, e la miauno, fo. Lo per il ruzzo e il conto, e poi tale. Après, io quella qui, che n'è in tutta l'Europa, ma mai più lui. E il conto fu quack, 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 quack. L'aveva divinato con il corpo. Dopo che faceva una seminata, l'ocello meme che era tutto negro di corpo e mandava lo blato che era sulla terra. Mi ero questi stava più, non pagaide. Lo granducel che al limite, bene, la nuet che le cocchiere lo vissi meme del liet, perché vende castagnese, costava lo stal, e sortissi pa perché mi vendria de sus. Un cop a me lo fraide anava in stal e attraversava in di Castagnal. E l'ausiere, e lo fraide volia limita a che l'ausa il passo e mi prende lo capello. Con lo granduc. Fammi su, perché con mai, che era penibile, facevano al sorelle levato, al sorelle cuzzato. Io che sono travagliato alla pena, puoi dire, in Pilazza di Chinran. E a 15 anni e mezzo, al patrone era in Uria, mediante che veniva la rua d'Uria. E ieri, come avevo lavorato prima, ieri ero, vorrei sapere che ingagni tu, il patrone mi voglio 5.000 franchi. Eri contento, arrivai all'ostal, ma restai per il cammino e mi potevo perdere. Arrivai all'ostal e lo vogliai alla mera. Eri contento, 5.000 franchi, e mi diceva che mi vagliava 400 franchi per persona. 400 franchi che facevo rame, perché in quel momento lo avrei guadagnato perché 500 franchi. La nizzore, che tu sono ai siti la nizzore, mi di lottare per lo zocco. Sono stato all'armata di lottare, io e Tarnese, e di lottare lo zocco. Lo picarliase, il plou plou plou. Lo picarliafo plou plou. Gli vigna lo plezzo. E io cantare i pastre, a fine marzo per qui. Eri di l'estate, il matí, quando dormia uscì. Se parlo entre loro. A quello, l'irondello delle staple. Era folugnuc e lo laiso di verdesus. Ma se defen contra los passerats. Los passerats, o che gli pigliar, arrivo che si disputano, guarda, a tutto due lo fa un partito. E quello è interessante perché quando si 4 o 5 pizzos tutto il tour del gnuc, era qui che lo pasturo, alla momento della nurritura, si trampupa, fa uno per l'altro. No, torna a fare. Con lo merle.
quello meglio, mai che si trova. Avevo reparato il gnocco contro un succo. E lo ricavi i panni, me mettevo io a luenche, lo le rengavi i panni. E lo meglio per che suplo, per quella merletta che cubo. E lo cubo qui per la distraere. E quando quella da qui va a cercare un ritiro, a quel che la reemplaza. Lei su pa de frizzì los ous. Lo merlie arrivava in su che ploviò e gli ricalzate che fu. E se metto un sul gnocco, se chiglio pladrezze e a me la sera fu un po' a plezza. Voglio un po' lo pizzo, se plou troppo, io tutti e due. A quei puri deve lavorare los auselli di tale maniera. Quando arrivava in un prat, che fosse caldo, babur, lo matís, a 10 ore, io non ero un po' freddo. E volevo sei cantare quella qui. E tutti si facevano, tutti erano sulla porta lo matís. Con lo grillo. Aquí, quando eri pizzonato, cozzavano a camera, cozzavano in macchina con un pinau. E lasciava la finestra aperta e usciamo il rio faceva di brilla la mia c'era che ti versavo, se mi sa. E quando lo usciamo pa, a 7,90 anni, la me lo andavo, lo usciamo pa. Sì, la foghetta. Acollo un ocel che è pla pressato. Arrivo e qualche se debruglia. Qualche se debruglia a cercare un garric per fare il gnocco. E lo arriva qualche zumpistar e se l'auri con ben pas, qualche ne cerca un altro, qualche se debruglia. E allora il suplo fa l'oriole se despazzo e quando fa lo gnocco e tutti los pizzos, qualche se prepara per fare mai di 2000 chilometri. Al mese di settembre, partiso di lumiezun, manzo d'olivos o de figos. E da qui continuo in italiano. In italiano manzo los figos e los olivos, e lo mundo de los casos los atrapo, que son plavus e grossisos de 200 grames.